Le colline a pieno titolo di diritto entrano all'interno della sezione vigneti di Airbnb, che è la sezione che oggi cresce di più con un più 400% nell'ultimo anno. Una nuova offerta turistica per le colline patrimonio UNESCO che insieme a paesaggi unici al mondo accoglie un patrimonio rurale di ex stalle ed ex magazzini pronti ad essere riqualificati per ospitare i turisti. E valorizzare dei piccoli, chiaramente dei piccoli edifici come quelli rurali diventa un modo, uno, per non lasciarli abbandonati e due, proprio per non avere un eccesso di turisti che invece vengono magari a riempire hotel di grandi dimensioni che a noi non interessano, perché quello che ci interessa invece è un'accoglienza diffusa. Turisti che aumentano la loro permanenza tra le colline del Prosecco con una media di 3 giorni di soggiorno, ma crescono anche le presenze internazionali con un 66%, 25% in più rispetto all'anno scorso. Viaggiatori che potranno contare ora anche su quella proposta turistica che sin dalla sua candidatura accompagna questo territorio. Noi abbiamo sempre detto, fin da quando abbiamo candidato questo territorio a patrimonio UNESCO, che qui non si volevano fare grandi alberghi insomma, per una questione anche di impatto ambientale, ma valorizzare le locazioni già presenti, tra cui anche le locazioni turistiche che sono oggetto degli accordi con Airbnb. Questo diciamo che è un territorio che all'interno del Veneto si presta magari più di altri a questo tipo di offerta turistica.